Adesso ho un po' paura, la sera specialmente, quando diventa buio e sono sempre in allerta quando sento qualche rumore sospetto. Anche quando esco di casa mi viene naturale guardare le persone per strada, chi gira a piedi, appunto perché non ho più fiducia nelle persone. Un incubo durato pochi secondi, bastati però per stravolgere la vita di Elisa e della sua famiglia. Il tutto si è consumato qualche sera fa, intorno alle 19. La donna e il marito devono cenare a casa dei genitori di lei, che abitano accanto. Lasciano la figlia dai nonni e rientrano nella loro villetta per prendere il dolce. Appena varcato il cancelletto pedonale sentono qualcuno fischiare. Capiranno poi essere i complici del ladro all'interno del giardino. Stavano avvertendo, cercando di distrarre noi oppure avvertire il socio che stavamo arrivando, insomma. Io mi avvio verso il vialetto e vedo uscire un uomo dalla finestra e lo vedo di spalle. Me lo sono trovata a breve distanza. Come ha reagito? Allora io ho avuto paura perché pensavo fosse armato, pensavo si girasse e mi colpisse. E quindi io sono scappata. Mio marito no, ha avuto più coraggio di me. L'ho inseguito perché sì, nell'attimo di rabbia almeno provare a prenderlo, poi quando ho visto che c'erano gli altri due complici di là della rete mi sono fermato perché insomma 3 contro 1. Adesso a mente fredda si rende conto che poteva, insomma, avere delle conseguenze il fatto di aver inseguito il ladro. Dopo sì, però sinceramente Lo rifarebbe? sì. I ladri, per agire indisturbati, avevano bloccato il cancello con del fil di ferro e coperto la lampada all'ingresso con un tappeto. Una volta entrati in casa, Elisa e Martino hanno trovato impronte di fango sulle scale e sul divano posizionato sotto la finestra, dalla quale i ladri sono entrati, macchie sul lavandino e le stanze a soqquadro. Hanno portato via contanti, i gioielli che io tenevo della mia comunione, cresima, e altri gioielli che io avevo qui, poi un paio di scarpe da ginnastica e addirittura i kiwi nel portafrutta. L'indomani hanno scoperto che i 3 malviventi, prima di entrare nella loro abitazione, avevano tentato di introdursi nella casa che era appartenuta alla nonna di Elisa. Sugli scuri segni lasciati nel tentativo di forzarli e l'impronta di una mano sul muro. Servono maggiori controlli e che venga modificata la legge attuale che non punisce severamente chi commette questo tipo di reati, dice la coppia che ora deve fare i conti con la paura. Paura, insicurezza, paura, sì, si sta con gli occhi aperti, troppo anche quando non dovrebbe essere così.